Parliamo adesso un po' degli effetti che questo tipo di nuove tecnologie hanno sulle società, ma anche sulle individualità, sulla percezione stessa della realtà. Tempo fa ho letto un aneddoto che adesso brevemente racconterò, che è molto interessante perché ci può far capire meglio come un nuovo tipo di comunicazione non ha solo una modalità superficiale, ma anche e soprattutto una struttura fondante capace di modellare la società stessa. L'aneddoto è questo. In uno di questi spazi virtuali c'erano due giapponesi, o forse due cinesi, insomma questo non è l'importante, che si erano costruiti beati e tranquilli le loro villette a schiera davanti ad un panorama mozzafiato. Tutto andava bene, loro erano vicini di casa e non si infastidivano l'un l'altro, se non che ad un certo punto uno di loro decide di tagliare dal proprio giardino un albero. Fin qui, insomma, era di sua proprietà quest'albero, non era assolutamente autorizzato a farlo. Però il vicino di casa ci rimane male, glielo dice pure, gli dice guarda che quello sì è vero, era il tuo albero, però era pure un po' mio perché faceva parte anche del mio panorama, io mi svegliavo la mattina e vedevo questo splendido albero e mi faceva stare bene, adesso che tu l'hai tagliato mi sento male. Il proprietario dell'albero, che è stato ormai cancellato con un semplice clic dalla tastiera, gli dice che non gliene frega niente fondamentalmente, che lui al posto dell'albero vuole l'orticello e quindi... Però il vicino di casa non demorde e cosa fa? Una cosa sconvolgente quanto geniale, gli fa causa nella vita vera, cioè nella vita reale. E il tribunale di Tokyo emette la sentenza. Ha ragione il vicino di casa che vuole di nuovo l'albero, in quanto la sua privazione è da considerarsi come un trauma per il proprio benessere. Ora, il problema non è evidentemente di chi ha ragione o meno, quanto che il tribunale di Tokyo ha emesso una sentenza su un fatto che sia un reato o meno, che però si è verificato in un ambiente virtuale. Quindi la mia domanda è questa: pensi che le società di domani saranno così realmente virtualizzate? Cioè, tu da che parte stai? Sei un apocalittico o sei un integrato? No, non sono né apocalittico né integrato. Sono troppo rigide ormai queste categorie. Sì, penso che quella definizione di Eco abbia funzionato per certe cose, ma ormai sono questioni più. No, volevo dire, tu hai detto società di domani realmente virtualizzate. In realtà, secondo me l'opposizione non è più fra il reale e il virtuale, questo non funziona più, è fra ciò che sì, può essere virtuale nel senso di potenza e l'attuale, cioè l'attualizzazione, la realizzazione effettiva di certe cose, per cui non mi stupiscono questo tipo di avvenimenti. Ovviamente ci sono dei discrimini, dei limiti, per cui un reato virtuale, anche come uno stupro virtuale, è stato fatto in Second Life, no? Un avatar ha preso il possesso dell'altro avatar e ha fatto sesso forzato. È chiaro che non possiamo considerarlo come uno stupro vero. C'è da dire però che queste cose andrebbero, e nel tempo sicuramente andranno regolarizzate, per cui noi vediamo anche che Second Life è un'economia, girano diversi miliardi di dollari intorno e dentro a Second Life, per cui queste cose sono reali effettivamente quanto le cose della vita offline. Esperienza. Ti faccio un esempio: se tu decidi di affittare uno spazio in Sardegna da me, ecco, noi pensiamo, l'isola è costruita in modo da avere il mare ai lati, no? Ecco, ai lati noi vorremmo mettere, come nel logo che abbiamo dato a Sardegna, delle piccole parentesi quadre, che in qualche modo sono tutte i filari di negozi che dovranno stare. Ecco, se ti affitto uno spazio, tu mi paghi un tot, sì, me lo paghi in valuta virtuale, però ha un corrispettivo, ecco, anche questo nella vita, insomma, nell'economia normale, e io dopo un po' ti metto un pannello davanti o 10 alberi davanti. Facciamo l'esempio che hai dato tu. Ecco, tu hai tutto il diritto in qualche modo di protestare, o con la casa che ha realizzato il videogioco, o in altre sedi, come ha fatto quello che si è rivolto al tribunale, perché in effetti io ti sto facendo una scorrettezza, cioè tu mi stai dando adesso che tu potresti anche smettere di pagare, tutto là, però in qualche modo non è giusto quello che io ti faccio. Quello è un mondo sociale, esattamente come le realtà sociali che stanno fuori da Second Life, per cui ci verificano gli stessi problemi in qualche modo del mondo reale. Bisogna mettersi d'accordo, ecco, sono relazioni tra le persone. Visto che ci stiamo riferendo a società del futuro, anzi, o meglio, a società che si stanno predisponendo ora per il futuro, io ti vorrei fare una domanda sulla Sardegna reale, offline. Una Sardegna a cui mancano le infrastrutture più importanti, figuriamoci le autostrade informatiche. Se non si fa qualcosa ora in modo che tutti possano avere l'accesso ad internet, insomma, rischiamo di rimanere tagliati fuori dai circuiti di informazione, dai circuiti culturali, anche da quelli sociali.
Guarda, io ho visto proprio da poco, qualche mese fa, insomma a luglio, il Presidente della Regione che rispondeva al Ministro delle Comunicazioni, perché tu sai che la Sardegna insieme alla Valle d'Aosta è stata terra di sperimentazione del digitale terrestre, che doveva essere in qualche modo la frontiera dell'interattività. E mi è parso di cogliere nelle parole del Presidente, per esempio, invece una disposizione maggiore verso il wifi o comunque il tentativo di portare anche nei comuni più piccoli della Sardegna un accesso a banda larga alla rete. Ecco, questa mi pare una politica sensata, nel senso che quei paesi sono in qualche modo tagliati fuori. Lo stesso sociologo Manuel Castells dice che non c'è bisogno di dire c'è una parte della popolazione che non ha accesso a internet, non ha neanche il telefono, perché essere fuori dai flussi informativi in qualche modo vuol dire non poter più aspirare, no? A un miglioramento, a un cambiamento, perché bisogna essere nei flussi informativi, avere accesso all'informazione, perché questo ti garantisce ricchezza. In questo senso Sardegna secondo me riprende un po' una tradizione che c'è in Sardegna, quella di innovazione, di apertura ai nuovi media. Basti pensare ai primi provider internet, no? Al quotidiano Unione Sarda e così via. Forse il fatto di essere isolati che ha in qualche modo permesso questa apertura maggiore verso i nuovi media, però è quella la strada da seguire, oltre ovviamente al potenziamento delle infrastrutture territoriali, diciamo così, hard, materiali, ma le autostrade di informazione, per dirla con la metafora americana, oppure la banda larga mi sembra che sia indispensabile per lo sviluppo della Sardegna. Allora io ringrazio veramente di cuore Mario Pireddu per essere stato con noi e per averci fatto scoprire un pezzo di Sardegna, una nuova sfumatura. E il fine di questo programma d'altronde è proprio questo, cioè scoprire passo dopo passo, puntata per puntata, un piccolo pezzetto in più di Sardegna che non conoscevamo e quindi le persone che aiutano questa terra a costruirsi un futuro migliore. Grazie ancora a Mario Pireddu, a presto con una nuova puntata di Nara Chiesese.